Firenze, venerdì 1 settembre 2023, giardino pubblico all'incrocio fra via Torcicoda e via degli Oleandri. Il caso che vorremmo documentare oggi, purtroppo disgraziatamente, è un caso esemplare dell'ormai grave analfabetismo della cura e dei criteri di messa a dimora a regola d'arte che caratterizzano la pratica di gestione del verde urbano della nostra città. La pianta qui accanto a me è un giovane esemplare di pioppo piantato pochi anni fa che si trova in una situazione incredibile. Ha un tronco già di quasi di 30 cm, quindi dovrebbe essere autosufficiente tranquillamente, e invece, come si può vedere dalle immagini, si è piegato enormemente in diagonale andando fuori dai due tutori che lo dovevano reggere, anzi tirandoselo dietro. Tutto questo non per colpa sua, ma semplicemente perché questa pianta è stata messa male, probabilmente di dimensioni molto grandi, con un apparato radicale non altrettanto adeguatamente sviluppato e quindi che è cresciuto male in seguito, ma soprattutto con un'assenza completa di cura, di accompagnamento, come si può vedere da due cose. Il piegamento tremendo che ha fatto e che non avrebbe dovuto fare nasce da una lesione molto forte che era stata fatta a 50 cm dal colletto e che poi con il vento si è evidentemente aggravata. Altro elemento che indica l'abbandono e il modo errato di intervenire su queste piante è questa potatura di un ramo di impalcato che è di dimensioni grosse, che con il sole, con il caldo e con il sistema di ricicatrizzazione delle piante di questa età crea non pochi problemi alla pianta. Il risultato è che una bellissima pianta, dopo anni che era stata messa a dimora, invece di essere già sulla via del diventare adulta, dovrà essere ripiantata e risostituita. Non si sa quando, non si sa come, e soprattutto se sarà ripiantata in questo modo sarebbe meglio che non si ripiantasse. L'esempio più clamoroso finale, il terzo, è questo corrugato che era stato messo a protezione del tronco giustamente per le falciature, per non rovinarlo, opprime il colletto, il fusto sopra il colletto, e la pianta lo sta espandendo da sé, anzi l'ha fatto diventare parte integrante della sua parte basamentale. Io credo che questi esempi dovrebbero far riflettere su come si sta gestendo male, pessimamente, il servizio giardini, e si dovrebbe ritornare a una presenza costante, come noi diciamo da tempo, di operatori boscaioli e giardinieri che sanno come si piantano a regola d'arte, come si cura e come si accompagnano le piante.